Anche 5 Stelle parteciperà alla prossima competizione elettorale per la poltrona di sindaco della città di Agrigento. Il consigliere uscente Marcella Carlisi correrà infatti per tale causa, affiancato da una lista che ha avuto anche il benestare alla piattaforma Rousseau. Tra i candidati a uno scranno a Sala dei Giganti, trapelati i primi nomi, tra questa la stessa Marcella Carlisi, capolista, quindi Santina Cattano, Alberto Castelli, Salvatore De Caro, Alfredo Rao, Domenico Bruno, Pasquale Spataro, Gerlando Alletto, Francesco Monachino Sanfilippo, Fabio Scopelliti, Gaia Roccaforte, Angelica Michalizio, Camillo Gulotta, Pierluigi Davide Musumeci, Gerlanda Fretto, Andrea Monica Milano, Guarraci Giuseppe Edoardo, Alessandra Caldana, Serenella Affronte, Eugenia Bogatu. È un'esperienza altamente formante, per certi versi o magari per qualcuno sarebbe stato altamente deprimente, perché comunque è un consiglio appiattito da un'amministrazione totalmente sorda, non solo ai cittadini ma anche a quella che è l'espressione diretta dei cittadini, ovvero dei consiglieri comunali. E quindi adesso ci candidiamo per essere proprio quelli che vogliono portare come istanze al Comune di Agrigento quelle che sono le istanze dei cittadini. Quindi se noi abbiamo visto un uso, non lo so, della tassa di soggiorno secondo le intenzioni del sindaco, un cambiamento anche della situazione, come dire, artistico, chiamiamola così, toponomastica della nostra città, che comunque è stata l'unica espressione a livello sindacale, però vediamo, non so, le nostre strade, soprattutto quelle comunali, che sono prive di segnaletica orizzontale, quindi ponendo tutti noi a rischio di incidente, la spazzatura che non vogliono che si dica ma è in mezzo alla strada, le erbe alte, tutto quello che c'è da togliere, gli alberi che vengono capitozzati in momenti non giusti dell'anno, quindi tutte situazioni, e poi la mancanza di servizi, perché c'è questa grande cosa del fatto che i precari non sono più precari, ma in realtà, nonostante i grandi risparmi che ci sono al Comune di Agrigento relativamente alle somme per i pensionamenti, tutte queste persone sono di fatto a poche ore, per cui i servizi essenziali non possono venire coperti, e queste persone, padri di famiglia che prendono 800 euro, devono fare lo straordinario, come dire, quasi al loro buon cuore, perché magari tante volte devono andare via dall'ufficio capendo che lasciano la situazione in maniera assurda. Ok, e tra l'altro è stata volontà del Consiglio, che ha rinunciato alle sue prerogative, quindi i precari sono entrati di ruolo nel Comune di Agrigento, però non sono entrati con le ore che gli toccava fare. Ricordiamo che comunque 18 ore le paga la Regione, ancora fino mi pare al 2038, quindi sono delle persone che possono essere impiegate. Gli obiettivi primari di un'eventuale tua candidatura e con un programma per cui la gente dovrebbe dare il consenso a 5 Stelle e alla sua lista? Allora, il programma è molto dettagliato, siamo arrivati a 22 pagine, proprio perché abbiamo voluto indicare proprio quartiere per quartiere anche quelle che sono le esigenze più sentite dai cittadini. Ci sono le proposte di sviluppo economico, che tra l'altro alcune di queste le ho anche avanzate in Consiglio Comunale, come il discorso di poter avviare delle convenzioni con altri enti, o comunque dare la possibilità di sganciare questi matrimoni dalla sede comunale, e quindi fare il matrimonio, quello vero, in spiaggia, d'accordo col demanio, piuttosto che, non lo so, in altre situazioni, quindi favorendo lo sviluppo economico. Il Cugno Vela, che solo grazie alle mie insistenze c'è adesso una causa in corso, ma per 5 anni quel parcheggio è stato inutilizzato, creando gravi disagi per i cittadini e per gli operatori turistici. Tra l'altro operatori turistici che noi abbiamo inserito nella nostra lista, e quando ci sarà la possibilità di fare comunque la squadra di governo, saranno nella squadra di governo, a garanzia della parte attiva economicamente, che deve tirare tutta l'economia tutto sommato di Agrigento. Quindi sicuramente proposte di sviluppo economico che sono ben delineate all'interno del programma.